Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galas mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galas mi piaci! Vergognosissimo! Allora, buongiorno a tutti, oggi è mercoledì, c'è il rientro di Pillosio, Vicenza già da un po', Fabio sempre, dietro c'è il nostro amico grande Ranieri, saluta. No, viva, va bene. E ci sono stati, allora, siccome sono stati positivi al Covid, ho fatto una settimanina di decisioni a casa, febbre eccetera, però adesso si parlava, sono tornati con dei postumi. Cioè, con dei ricordi di questo, mamma mia, di questa conoscenza intima con sto cazzo di Covid. Non si può dire parole, scusate, non volevo dire cazzo, però ho detto cazzo. Ecco. Allora, Vincenzo, e adesso vedremo se dobbiamo fare, però magari aspettiamo un momentino, non sente, ha perso un po' l'udito. Pillosio, un po' più giovane di Vicenza, ha perso qualcosa di molto più importante. Non è che prima, però ha detto che ti è calato un po', no, diciamo il desiderio sessuale, desiderio sessuale, e vedremo anche di questo. Allora, E Fabio? aspetta, no, allora, tu ti portiamo magari a fare una vita, adesso ti dedico anche una barzelletta. Per te invece vado io dalla tua ragazza e risolviamo il problema. Ma queste barzellettine sono due. Allora, questa è vecchissima, barzellettina vecchissima, no, puoi passare. No, mi si vede nel... Ma dopo di sfuggire. Dai, via. Ecco, vedete, si nascondono perché non vogliono andare in diretta. E Vincenzo, questa è vecchissima, però la facciamo lo stesso perché te la dedichiamo. E c'è questo signore, tipo te, no, di 70 anni, non diciamo che ne ha di più, ma non ce ne frega niente, 70 anni che non riusciva a sentire. Allora gli dice a me, no? Non riesco a sentire, fa. E gli ho detto, vai da Lottorino o Milano e vai là, allora torna, si vede il giorno dopo. Allora sono stato da Lottorino, mi ha detto che mi ha fatto la visita, mi ha fatto l'audiometria, mi ha detto, sono andato a prendere l'apparecchio da mettere nell'orecchio. Che adesso sono mica apparecchi che metti fuori, metti una robetta dentro, wireless, una roba vergognosissima. Complimenti. Grazie. Pensa che io abito qua vicino a Paderno. Erano già un mese più che non sentivo i bambini che andavano a scuola, i merli la mattina che fischiano, la roccia che corre, erano mesi che sono rinato. E ho detto, bene, grazie. E io, ma quanto l'hai pagato? Sono le 7:20. Quindi non ha funzionato tantissimo. Invece dedichiamo a Pilosa piccantina, che c'è questo qua che va nel parco del Cormore, sai? Il parco del Cormore, va lì, vede un giovane con una cresta, sai, tipo pan, rasato, una cresta tipo rossa, gialla, bianca, no? Tutta colorata, passa vicino e fa e guarda sto giovane, e il giovane dopo un po' che lo guarda, ma non ho siato, ma tra sei andato 22 parcelle, ma io maniera di tagliare si chiave pitturare così, una roba vergognosissima, tra sei andato 22, non sono più giovani di una volta. Perché tu non a 22 anni non ti fa nulla di trasgressivo. Io, a 22 anni, come ne hai 84, penso che io a 22 anni ero emigrato in Svizzera e io ti dico la verità, io in Svizzera con le dialine. E comunque ti chiali bene, sei tu mica mio figlio. Un saluto vergognosissimo. Dai che torniamo a vivere. Ciao. Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galas mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galas mi piaci!
vergognosissimo.